Veneto indipendente, perché siamo stanchi e amareggiati dal governo italiano e praticamente democraticamente e civilmente andiamo a creare un percorso legale, cerchiamo di fare un percorso legale, democratico per l'indipendenza. Allora passo la parola all'ingegnere Gianluca Busato, fondatore di Veneto Stato. Prego. Grazie a tutti, mi spero che mi capi anche se parlo nella lingua che mi insegnava mio papà e mia mamma, se no magari adesso devo, come che dice il nostro Giampaolo Borsetto, un traduttore simultaneo per chi non lo capisse il Veneto. Il mio compito è un po' particolare in questi eventi quando che ho l'occasione di parlare, perché questi eventi di solito si fa la sera, spesso durante la settimana, durante un giorno di lavoro, e capita che si trova qua e spesso si porta da Dio tutto un carico di situazioni, di notizie, di diciamo di negatività che ne fa arrivare a quest'ora della giornata con la roba, con l'assenza del sorriso sui nostri volti. Arriveremo spesso tirai, spesso arrabbiai, spesso amareggiai per tutto quello che succede. E questo avviene ogni giorno, ogni mese, sempre di più. Avviene a noi altri veneti, all'interno di questo Stato, ogni giorno, ogni momento, sempre di più. Allora, quello è il mio compito di solito, lo spazio che in qualche modo mi sono ritagliato all'interno di questi eventi. Questo è un compito particolare, cioè mi volia farvi ritornare il sorriso, farvi ritornare la speranza e farvi ritornare una positività. Per far questo però bisogna che ci impegniamo un attimo, che facciamo un piccolo esperimento, una cosa un po' particolare. Di solito questa roba non si fa ai convegni e agli eventi, mi domando di applicarvi un attimo e domando a ognuno di voi altri per un istante di chiudere gli occhi, per qualche istante di liberare la mente da tutte quell'insieme di notizie che da quando che vi svegliate la mattina a quando che arrivate la sera e andate a dormire, questo stato vi carica sulla groppa. Da tutto questo insieme di notizie assolutamente spaventose dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista della giustizia, dal punto di vista della sanità, dal punto di vista dell'istruzione, dal punto di vista di qualsiasi ambito dell'umana attività e della sfera civica che riguarda la nostra vita quotidiana e la nostra vita in generale, che ogni giorno l'Italia ne carica sulle spalle. Quindi chiudete gli occhi, muovete un attimo e fate il netto di questo carico di informazioni negative. Non stai fornetto perché non dovete tener conto di dove che sei adesso in questo momento, no, perché non dovete rassegnarvi assolutamente, non dovete assolutamente rassegnarvi a vivere in un grigiore e in una situazione che noi altri come veneti non se meritiamo. Se troviamo a vivere in questa situazione negativa, è solo ed esclusivamente perché l'Italia dalla mattina alla sera, attraverso quello che è l'83esimo sistema al mondo per libertà di informazione, Stato al mondo per libertà di informazione, ne carica di una serie di notizie che ne impedisse anche solo di sognare.
Noi altri siamo qua non a parlarvi di un sogno, ma siamo qua a parlarvi di un progetto politico. Questo non è, tra l'altro, uno tra i tanti progetti politici, ma è l'unico progetto politico di cui voi altri oggi potete sentir parlare in Veneto. L'unico progetto serio, politico, che esiste è il progetto politico, legale e democratico per l'indipendenza del Veneto. Questo è l'unico progetto che esiste perché è l'unico che vi parla del vostro futuro. È l'unico che vi dà una speranza concreta per riappropriarsi del nostro destino. È l'unico che le permette di guardare al futuro con occhi di ottimismo, con serenità e non con quella cupa rassegnazione carica a pessimismo che ogni giorno l'Italia ne carica sulle spalle. E allora, se fate fatica, nonostante questo, a vedere questo futuro che è il minimo che ne spetta dopo tutto quello che facciamo ogni ora del giorno in cui noi altri lavoriamo e facciamo il bene, perché una caratteristica che abbiamo come veneti è che da quando che si svegliamo a quando che andiamo in letto noi altri operiamo costantemente per fare il bene nel lavoro, nella famiglia, nella società, e questo lo dimostra tutte le statistiche che voi altri andate a vedere. Non è un caso che i veneti si esprimi per volontariato, per donazioni di sangue, di organi, per solidarietà, non è un caso, no, è perché è una componente fondamentale del nostro essere veneti. E allora, se per qualche caso non riuscì ancora a vedere questo futuro e questo scenario di benessere, di civismo, di educazione, di sana istruzione, di una sanità che ne cure come se meritiamo e in modo proporzionale a quello che noi altri diamo a questa comunità, allora vi invito a fare un altro esperimento, che è un esperimento che tanti di noi altri fa sempre più spesso da quando che c'è una facilità anche nei trasporti che ne permette di viaggiare. Adesso qua vicino c'è il nuovo casello di Spinea, dopo 30 anni di situazione, guardate c'è il casello da qua e in poco più di 2 ore andate da che a parte e vi accorgerete che entrerete in un ambiente in cui questa cosa che vi descrivo, che magari oggi vi pare quasi impossibile, è realtà. Voi andate a fare 2 ore di autostrada, andate da che a parte, arriverei in Slovenia e arriverei in Austria e come per incanto la situazione del grigiore, di mancanza di speranza, di mortificazione, di assenza di senso civico, questa cappa di un'istituzione che ormai se solo le nostre teste come una spada di Damocle e che si è interessata solo ed esclusivamente a sottrarne le nostre risorse senza darne alcuna speranza, come di canto svanisce e vi troverei uno Stato civile, da una parte l'Austria, rispettoso dei suoi cittadini, con una fiscalità umana, con il riconoscimento ai cittadini dei suoi diritti, e dall'altra parte vi ritroverei poco distante un altro Stato, la Slovenia, che addirittura viene fuori da decenni di un regime comunista e che in 20 anni di storia come Stato indipendente, in 20 anni scarsi di storia come Stato indipendente, Gassavuo dare dignità, speranza ai suoi cittadini pur venendo fuori da una situazione così drammatica. Allora, in sole 2 ore di autostrada voi altri trovare quello scenario che qua ed adesso sotto lo Stato italiano ne si è anche solo impedito quasi di sognare. Allora quello che mi voglio invitarvi a fare è di non rinunciare al sogno, anzi di concepire che quello che ne pare un sogno è
solo ed esclusivamente, e vi venirà spiegato durante la serata, che la scelta politica più semplice e naturale che noi altri potremo fare. Ecco, naturale. Perché se c'è una cosa che ha l'indipendenza, è la sua normalità. Quello che è anormale è vivere nella situazione in cui viviamo oggi. Perché noi altri, nessuno di noi altri, se fa scandalo che gli austriaci, che gli sloveni, che i danesi, che gli svizzeri, che i finlandesi decida liberamente del suo destino. Allora io non capisco per quale oscuro ragione, per quale oscuro meccanismo o macchinazione non sia altrettanto naturale che i veneti, come che fa gli sloveni, come che fa gli austriaci, come che fa i finlandesi, come che fa i danesi, decida liberamente del suo destino. Noi altri questo lo abbiamo fatto nella storia, noi altri abbiamo una storia come veneti del popolo che sia addirittura dei millenni. Avevamo un'età dell'oro come veneti che si è rappresentata dalla Repubblica Serenissima di Venezia, e mi dico che i veneti di oggi, che pure questa eredità, questo bagaglio storico, gli ha da essere all'altezza di questa eredità che si porta da Dio. Gli ha da essere dall'altezza e gli ha da consentire ai soffioi, oltre che a noi altri stessi, alle persone a cui vogliamo bene e a quei che ne vuol bene, di essere all'altezza e di meritarsi una dignità e un orgoglio da veneti in uno Stato libero e indipendente. Questa sera verrà illustrato quel che è il percorso giuridico, quelle che sono le motivazioni economiche, però a cui voglio spingervi se le motivazioni come esseri umani, come donne, come uomini veneti, che non può e non deve rinunciare ad avere quello che è il minimo per noi altri stessi. Basta farsi calpestare, basta. Viva l'indipendenza!